Buongiorno e ben ritrovati alla nostra prima edizione. Buongiorno a tutti voi telespettatori di Antenna 3, venerdì 11 luglio. Vi dico subito che oggi alle 13 c'è l'ultimo appuntamento con Ecovisioni con Andrea Ferrazzi, quindi torneremo a parlare di sostenibilità e di ambiente, mai come in questi giorni di attualità, visto prima l'emergenza caldo e poi i disastri dal punto di vista del maltempo che ha fatto anche nella Marca trevigiana. Una prima edizione ricca di notizie. Vi dico subito che fra poco torneremo a parlare della questione esami di maturità e orali. È un effetto domino ormai, perché c'è un terzo caso in Veneto registrato a Treviso, liceo Canova, di un studente che ha rifiutato di fare l'orale. Come sapete, il ministro Valditara minaccia bocciature, ma dall'anno prossimo evidentemente c'è minaccia di bocciature quando verrà fatta una riforma ad hoc su questo. Il caso comunque sta montando ed è un effetto davvero domino. Fra poco ne parleremo. Tanta la cronaca, parleremo anche di cronaca giudiziaria. Oggi un'altra udienza dell'inchiesta Palude con il caso del patteggiamento di Renato Boraso. Prima però ci sono purtroppo gli infortuni sul lavoro ed è uno stillicidio praticamente quotidiano. Nella Marca in poche ore 2 gravissimi incidenti sul lavoro, prima a Vedelago e poi a Ponzano. Christian Arboit e Edoardo Paris sono a Ponzano, poco fa sono stati a Vedelago, ci possono raccontare di entrambe queste situazioni. Buongiorno Christian. Buongiorno Nicola, a te e a tutti i telespettatori di Antenna 3. Mi trovo in via Postumia a Ponzano davanti la Chistrak, che è un'azienda molto nota qui in zona che si occupa di inerti, di macchinari per inerti. L'incidente, il primo incidente di una giornata e di una mattinata nera per la Marca trevigiana all'alba, poco dopo le 6:20, un operaio di 63 anni è caduto dall'altezza di 2 metri, stava lavorando a quanto pare a un macchinario per la frantumazione di inerti. La caduta e poi appunto con la caduta a terra l'uomo ha sbattuto violentemente il capo, è stato soccorso immediatamente dai colleghi, poi sono arrivati gli operatori del SUEM 118, di lì i colleghi dello Spisal e i carabinieri che hanno aperto chiaramente un'inchiesta per capire la dinamica di questo incidente sul lavoro. L'uomo si trova in prognosi riservata con un forte trauma cranico al caffoncello. Il secondo incidente sul lavoro, poco dopo siamo in grado di mostrarvi le immagini nella zona industriale di Vedelago, alla ditta Bresolin. In questo caso un 52enne di Riese Piodecimo, un elettricista, anche qui una dinamica molto simile. L'uomo si trovava a 3 metri di altezza, stava operando ed è caduto. In questo caso il 53enne era cosciente, è stato anche lui immediatamente soccorso dagli operatori del SUEM 118. Anche alla Bresolin di Vedelago è arrivato lo Spisal, che accanto ai carabinieri sta conducendo tutte le indagini del caso, perché è prassi nel caso di infortuni del lavoro procedere uomini, agenti militari dell'Arma accanto appunto ai tecnici dello Spisal, dell'ULS 2. 2 incidenti quindi con dinamiche simili nell'arco di 3 ore nella Marca trevigiana. Si riapre, in realtà non si è mai chiuso il fronte caldo degli incidenti sul lavoro. Abbiamo tentato di parlare poco fa con la titolare della ditta Bresolin a Vedelago, ma non ha voluto in questo frangente rilasciare dichiarazioni. Siamo in attesa di parlare anche con i titolari della Chistrak qui a Ponzano in via Postumia per capire se hanno qualcosa da dirci in merito appunto a questo incidente sul lavoro. Quindi questo è il quadro di giornata. Per il momento è tutto da Ponzano con Edoardo Paris. Nicola, ti restituisco la linea. Grazie a Christian Arboit. Soltanto ieri sera a Codevigo un altro gravissimo infortunio, ferito un operaio di 61 anni.
Sono ancora gravi le condizioni di un operaio di 61 anni che ieri pomeriggio è rimasto ferito in un infortunio sul lavoro avvenuto a Codevigo. L'uomo originario di Ravenna è stato colpito alla testa da un palo di cemento mentre stava posando dei cavi elettrici in un terreno agricolo di via Tito Livio. Durante la movimentazione un palo di cemento si è sganciato dall'imbragatura e ha colpito al volto e al petto l'operaio. I colleghi hanno subito dato l'allarme e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno trasferito d'urgenza il 61enne nel reparto di terapia intensiva dell'azienda ospedaliera di Padova. Le condizioni dell'uomo sono ancora molto critiche. Le indagini per ricostruire quanto è accaduto sono affidate ai tecnici dello Spisal dell'USL Euganea che dovranno verificare le condizioni di sicurezza del cantiere. E questa mattina, come annunciato già ieri a Tezze sul Brenta, il presidio, lo sciopero della CGIL nell'azienda dove la settimana scorsa ha perso la vita un 48enne per le esalazioni da una cisterna. Ha seguito per noi il presidio Vanessa Banzato. Giornata di sciopero alla Salgaim di Via Brenta di Tezze, con me Giacomo Parolo della Federazione Lavoratori Agro dell'Agroalimentare della CGIL. Com'è stata questa giornata di sciopero dopo il decesso, dopo la morte del lavoratore 48enne la settimana scorsa? Beh, intanto vediamo che è una giornata grigia, e grigia anche a livello di umore, perché ogni volta che muore una persona, un lavoratore o una lavoratrice, è una sconfitta da parte dello Stato e di tutta la classe politica e di tutti quanti noi. Avete fatto un'intera giornata di sciopero, però voi dite basta piangere una persona una volta che è morta e poi si torna tutto come prima, quindi la sicurezza deve essere fatta, ma deve essere fatta in maniera concreta. Assolutamente sì, i morti continuano a incrementare, siamo a un più 5% nei primi 5 mesi del 2025, quindi è ora di dire basta agli slogan, è ora di iniziare a disturbare chi fa, perché c'è chi fa seguendo le regole e chi probabilmente fa senza seguire le regole. Questo messaggio però deve essere lanciato sia ai datori di lavoro ma anche ai lavoratori, cioè bisogna creare davvero un senso di consapevolezza proprio anche nei lavoratori di quanto è importante seguire i vari corsi di sicurezza, seguire tutte le procedure, anche se magari a volte si storce il naso perché magari si allungano i tempi e quant'altro, però sono fondamentali perché in ballo c'è la vita. Assolutamente, il super profitto, la super produzione non devono passare davanti alla sicurezza, bisogna avere anche il coraggio di dire no. Noi siamo qui come sindacato per aiutare i lavoratori a rialzare la testa e a poter dire anche di no e non sempre sì e sottomettersi a delle regole che non sono scritte magari da nessuna parte, a costo magari di rimetterci la propria vita. Quali sono i prossimi passi vostri? Beh, noi continueremo a denunciare, ad essere presenti sul territorio, faremo assemblee su tutte le aziende e cercheremo di sottolineare ulteriormente, ma l'abbiamo fatto anche durante la campagna congressuale e durante il referendum. Continueremo a battere, probabilmente cercheremo di migliorare il messaggio affinché venga recepito meglio, ma io credo che debba intervenire anche qualcun altro più in alto. Basta dare indicazioni, ci vogliono regole e finanziamenti, bisogna finanziare gli organi che vigilano, in questo caso magari un esempio stupido, lo Spisal ha bisogno di persone a livello numerico ma anche di finanziamenti per poter svolgere nel miglior modo il proprio lavoro. Avete fatto lo sciopero oggi qui e anche nella sede di Campagna Lupia, la partecipazione, l'adesione dei lavoratori com'è stata? Beh, a Campagna Lupia non possiamo dire che sia andata male, anzi qui i lavoratori hanno partecipato, chi da casa, chi magari in presenza, e ci fu un vecchio pensatore sardo che disse una volta: io odio gli indifferenti. Io non voglio ripetere quella frase, però se penso a uno sciopero simile organizzato 30-40 anni fa, io credo che questo piazzale sarebbe stato pieno di persone, anche di lavoratori di tantissime altre aziende, perché quando muore una persona, come dicevo prima, è una sconfitta di tutto lo Stato. Che sta succedendo? Cosa sta succedendo? Siamo di fronte a un'epoca buia, probabilmente anche triste, dove prevale l'individualismo, l'io, e l'errore più grande è quello di pensare che è successo a qualcun altro, non capiterà mai a me. Io invito le persone a guardare negli occhi i propri figli o le persone che amano e fermarsi a ragionare un attimo prima di compiere certe azioni e di dire sempre sì. Ed è l'occasione anche però per ricordare questa persona che a 48 anni ha perso la vita e lascia una moglie e 2 figli piccoli.
Sì, Abdelmajid. Io sono andata a trovare i familiari e ho visto anche i bimbi, mi viene anche la pelle d'oca, perché un domani bisognerà spiegargli perché il loro papà non c'è più quando cresceranno. Questo dunque a Tezze sul Brenta. Adesso andiamo a Padova, lo dicevo in apertura, è un effetto domino ormai, rifiuta l'orale alla maturità, è successo terzo caso a Treviso, ma noi siamo a Padova perché a Padova un po' tutto è nato. Valentina Visentin con Federico Cibotto, buongiorno. Sì, buongiorno da Padova, siamo all'esterno del liceo Fermi, diciamo che il caso estivo è iniziato proprio qui da Padova, da questo liceo, con Gianmaria Favaretto che è qui con noi, ma c'è il terzo caso perché dopo Gianmaria del liceo Fermi di Padova e dopo Maddalena Bianchi di un liceo scientifico di Belluno, sembra che ci sia un terzo caso di un altro studente veneto che ha rifiutato di sostenere l'esame orale della maturità, ha ottenuto più di un punteggio superiore a 60 con gli iscritti. Questa diciottenne del liceo classico Canova di Treviso ha deciso di presentarsi all'orale, ma di dire ai professori insomma di non volerlo fare, in polemica appunto con il sistema dei voti. Su questa vicenda insomma è intervenuto anche il ministro Valditara, poi sentiremo le sue dichiarazioni, ma intanto ricostruiamo anche quanto è accaduto a Belluno con il nostro servizio. Una maturità diversa. Dopo Gianmaria, ecco Maddalena, un'altra studentessa, ha deciso di presentarsi all'esame di maturità, rifiutando però di sostenere il colloquio. È accaduto al liceo scientifico Galileo Galilei di Belluno, frequentato da Maddalena Bianchi, che ha scelto di non affrontare l'esame orale. Un gesto inaspettato il suo, ma tutt'altro che improvvisato. Davanti alla commissione, Maddalena ha spiegato le sue ragioni con parole semplici ma forti. Ero preparata, ma in questo modo mi sono tolta un peso. Una rinuncia consapevole, come ha poi raccontato, nata da un rapporto complesso con l'esperienza scolastica, non una protesta aperta, ma un momento di sincerità. Qualche prof ha capito, ha detto, lasciando intendere che il messaggio è arrivato a destinazione. Ora Maddalena guarda avanti, nel suo futuro c'è l'università e in particolare il sogno di studiare astronomia. Un gesto, il suo, che divide, ma che apre comunque una riflessione sul significato della scuola e del modo in cui viene vissuta dagli studenti e che fa discutere i docenti. Su Orizzonte Scuola parla il presidente dell'Associazione Nazionale Presidi, che propone che tutte le prove, incluso l'orale, diventino obbligatorie per rispetto delle regole e per evitare fenomeni di emulazione. La prova orale, ben inteso, è obbligatoria per tutti, ma in casi eccezionali e con punteggio già garantito, uno studente può decidere di non affrontarlo purché il punteggio minimo della sufficienza, 60 su 100, sia già garantito. E i casi veneti, come dicevamo, hanno scatenato la reazione del ministro dell'istruzione Giuseppe Valditara, che ha subito risposto dicendo che non sarà più possibile fare scena muta all'esame di maturità come forma di protesta. Il ministro infatti ha deciso di intervenire e assicura che ci sarà una riforma dell'esame che non si chiamerà più di Stato ma semplicemente maturità, e se il ragazzo fa scena muta non perché non sa rispondere alle domande, ma con l'intenzione proprio di voler boicottare o non collaborare, dovrà ripetere l'anno. Insomma, una dichiarazione, quella del ministro, che ovviamente non ha fatto altro che alimentare le polemiche. Poi sentiremo cosa risponderà anche Gianmaria, che è il diretto interessato, ma sono intervenuti ovviamente anche gli studenti con la rete degli studenti medi. Qui abbiamo Viola Carollo, che è la referente per il Veneto, e insomma le parole del ministro non hanno di certo buttato acqua sul fuoco. Le parole del ministro purtroppo non ci stupiscono, perché la lingua che parla questo governo è stata ripetutamente di repressione e minaccia nei confronti degli studenti, però di certo non ci soddisfano, perché di fronte alla protesta di più studenti che sottolineano come il sistema di valutazione o in generale il sistema di istruzione non funzioni, se l'unica risposta è quella della minaccia della bocciatura, chiaramente non c'è un'apertura al confronto con la classe proprio degli studenti, con cui in realtà il Ministero avrebbe il dovere di confrontarsi. Come studenti
medi, è già da tempo che voi vi battete per questo sistema di valutazione che spesso crea ansia e denunciate insomma questa cosa. Beh, il sistema di valutazione non solo non funziona perché si basa su delle performance che non riescono a rispecchiare il percorso di 5 anni, ma soprattutto si basa sulla meritocrazia. Basti pensare che questo governo ha cambiato il nome del Ministero in Ministero dell'Istruzione e del Merito, ed è un sistema in cui noi assolutamente non crediamo. Crediamo che la meritocrazia non debba entrare nelle scuole, ma che piuttosto ci debba essere un supporto che parte dagli insegnanti e dal sistema di istruzione per qualunque sia la condizione degli studenti e delle studentesse. Gianmaria, intanto ti aspettavi questo clamore per la tua scelta e poi come vedi la risposta del ministro? Di certo non era questo il tuo intento. No, sicuramente non era quello che mi sarei, insomma, che avrei voluto, ecco. Come Viola non sono sorpreso perché diciamo appunto da questo governo non ci si poteva aspettare molto altro. Non mi aspettavo il clamore di questa, insomma, della mia scelta, anche perché non sono stato il primo e a quanto pare non sarò l'ultimo, e credo anche che la chiusura del ministro sia come dire una mancata occasione di dialogo, sì, cioè, esatto. Forse era questo quello che tu volevi Esattamente, io speravo che la mia scelta potesse creare un'occasione per discutere di questo sistema. È una questione che diciamo esiste già da tempo, insomma non è che l'ho portata fuori io, e appunto sono deluso, ma insomma potevo un po', me l'aspettavo, ecco. Ovviamente sono anche molteplici le posizioni da parte degli insegnanti e dei presidi che si dividono sulla vicenda, quel che insomma, come avete sentito è chiaro da quello che avete sentito da questi ragazzi, è che c'era la volontà di instaurare un dialogo, di far riflettere sul sistema dei voti, ma a quanto pare dal Ministero non è stato recepito. Se usciranno nuovi casi ovviamente sulla scia di quanto ha fatto Gianmaria saremo pronti a raccontarlo, intanto la linea può tornare allo studio. Grazie a Valentina Vesettin, grazie anche ai tuoi ospiti, grazie a Federico Cibotto. Noi invece andiamo velocemente a Vicenza adesso, perché sono stati momenti di panico in una piscina a Vicenza. Vediamo perché. Daniele Garbin con Simone Squarcina. Buongiorno Daniele. Buongiorno Nicola, buongiorno ai telespettatori. Confermo alle mie spalle proprio la piscina sul quartiere San Pio X, in via Giuriato. Vedete che sono ancora in corso i lavori, insomma, di bonifica dei vigili del fuoco. Sono anche entrati poco fa con gli autorespiratori, perché non è ancora conclusa l'operazione di quello che è stato, sembra un incidente, cioè lo sversamento di cloro in piscina, probabilmente durante le fasi di caricamento del disinfettante. E in questa piscina, lo ricordiamo subito, ci sono almeno tutti i giorni alla ricerca un po' di fresco. Fanno l'attività i centri estivi dei bambini dai 7 ai 10 anni, che erano qui con gli animatori e qualche utente che tranquillamente affrontavano una ennesima giornata in serenità. A un certo punto verso le 9 è accaduto questo incidente in cui stanno ancora cercando di ricostruire le dinamiche di come possa essere accaduto. Comunque la reazione del cloro così in concentrazione è stata potente, sono elevati dei fumi, c'è stato un fuggi, alcuni bambini proprio presentavano una forte lacrimazione e a qualcuno dei testimoni anche diceva qualche bava alla bocca, ovviamente dopo sono una serie di danni. Ecco, diciamo subito che è intervenuta subito il SUE nel 118, l'Usotto Berica. In questo momento c'è anche il Dipartimento di Prevenzione dell'ARPA, oltre alla Polizia, per mettere in sicurezza innanzitutto le persone, e il bilancio dell'operazione comunque è stato fatto proprio nel frattempo dallo stesso Usotto Berica, per cui lasciamo le parole proprio di quanto è accaduto al direttore sanitario Alberto Rigo. Questa mattina si è verificato verso un centro estivo di Vicenza uno sversamento di cloro. A causa di questo sversamento è stato allertato il 118 che si è recato prontamente nel posto e ha
trattato 15 utenti, di questi 6 bambini e 9 adulti. I sintomi presentati sono sintomi leggeri che non destano preoccupazione, sono stati trattati prontamente sul posto, hanno presentato una sintomatologia che va dall'irritazione cutanea all'irritazione del congiuntivale all'irritazione delle prime vie aeree, cioè lacrimazione, senso di secchezza della cute e tosse. E i pazienti sono stati portati per sicurezza al pronto soccorso di Vicenza e qua sono in stato di osservazione. Diciamo subito che erano circa 8 in codice giallo, di cui 2 bambini e 7 in codice verde. Ecco, questo più o meno erano i codici d'allarme con cui erano poi entrati in ospedale. In questo momento vediamo che, come dicevo prima, sono ancora in corso le operazioni di bonifica, non è ancora è stato determinato, insomma, messo in sicurezza, è tutto chiuso, ovviamente evacuato allo stabile. Noi nel momento abbiamo anche assistito all'arrivo di qualche mamma, ovviamente comprensibilmente preoccupata, che si è presentata appena avuto la notizia e che è stata poi mandata al parco qui vicino, proprio perché i bambini, quelli che non sono stati intossicati, sono stati fatti evacuare e portati proprio comunque all'area aperta qui vicino. Noi seguiremo allora comunque l'evolversi di questa vicenda, visto che c'è ancora un po' di lavoro in corso, però ecco, dal momento è tutto. Da Vicenza restituiamo la linea allo studio. Grazie a Daniele Garbin e Simone Squarcina. La cronaca giudiziaria ci porta invece a Venezia questa mattina, nuova udienza sull'inchiesta Palude, ancora sotto i riflettori il patteggiamento di Renato Boraso. Sentiamo com'è andata, l'ha seguito per noi questa mattina Ilaria Marchiori. Lo scorso maggio era stata rinviata ad oggi invece è stata nuovamente rinviata al prossimo 9 settembre alle ore 10 l'udienza per la decisione sui patteggiamenti per l'ex assessore del Comune di Venezia Renato Boraso agli arresti domiciliari e i 2 imprenditori Fabrizio Ormenese e Daniele Bricchese nell'ambito dell'inchiesta Palude. Questo per permettere all'ex assessore Boraso di trovare gli ormai famosi 400.000 euro che sono stati concordati appunto con il patteggiamento e che ancora non sono stati recuperati. Dunque il rinvio è proprio per permettere di recuperare questo denaro. I PM infatti contestano questa cifra di tangenti ottenute dall'assessore in cambio di favori alle imprese che si rivolgevano a lui per avere informazioni privilegiate per quanto riguarda bandi e appalti, ma la difesa sostiene che si tratti invece di pagamenti delle imprese avvenuti attraverso regolari fatture alla Stella Consulting di Boraso con tanto di IVA e che di conseguenza la cifra da restituire alle casse pubbliche andrebbe comunque ridotta a 300.000 euro. Ricordiamo anche che il legale dell'ex assessore Boraso, l'avvocato Umberto Pauro, ha concordato con i pubblici Ministero Terzo e Baccaglini una penna di 3 anni e 10 mesi per i 12 episodi di corruzione che la procura contesta appunto a Boraso. Dunque anche oggi non sono emerse particolari novità, non ci resta che attendere la prossima udienza che, ricordo ancora, si svolgerà il 9 settembre alle ore 10 qui nel Tribunale di Venezia. Da Venezia è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori. Adesso invece di nuovo a Padova, minaccia la polizia, nuovo striscione comparso in città. Il questore aumenta la sicurezza nelle sedi della polizia e delle forze dell'ordine. Uno striscione di minacce alla polizia è stato rinvenuto dalle volanti della questura durante un controllo del territorio a Padova. Lo striscione bianco era appeso lungo passeggiata Miolati alle spalle dei giardini dell'Arena. Sul telo di grandi dimensioni c'era scritto Awad Mohamed Attia, fuoco alla polizia. Al centro dello striscione il simbolo della A cerchiata riconducibile ai movimenti anarchici. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Digos che hanno rimosso lo striscione minatorio e avviato gli accertamenti per identificare gli autori del gesto. Un'esplicita minaccia che fa riferimento all'arresto avvenuto lo scorso 23 giugno del 34enne cittadino egiziano accusato di strage politica che in 2 occasioni a febbraio aveva dato fuoco a decine di auto della polizia del commissariato di Albano Laziale, oltre ad aver tentato di incendiare le auto della compagnia dei carabinieri di Castel Gandolfo. Il questore di Padova ha immediatamente disposto la sensibilizzazione e l'intensificazione delle misure di vigilanza alle sedi della Polizia di Stato e delle forze dell'ordine
e sensibilizzato alle misure di autotutela per tutti gli operatori di polizia. Solidarietà alla polizia è stata espressa dal sindaco di Padova Sergio Giordani. Le deliranti scritte rinvenute stamane sono gravi, inquietanti e da non sottovalutare. Tutta la città è vicina e solidale a chi ogni giorno si impegna e rischia per garantire la sicurezza della comunità, ha detto il primo cittadino in una nota. E intanto, sempre a Padova, un ispettore della sezione volanti della Questura è stato condannato per falso e peculato dopo l'arresto di uno spacciatore. Condanna ridotta in secondo grado da 2 anni e 2 mesi ad 1 anno e 6 mesi per un poliziotto delle volanti di Padova, ora in pensione. L'uomo è stato denunciato per essersi intascato alcune dosi di cocaina e dei contanti durante un'operazione antidroga. Il caso è legato all'inseguimento di uno spacciatore. Insieme ad un collega, infatti, erano riusciti a raggiungere l'uomo e ad afferrarlo per la giacca. Il pusher, però, era riuscito a sfilarsela e a fuggire. Nelle tasche alcune dosi di droga e dei contanti. Il poliziotto, però, non l'ha inserito tra gli oggetti sequestrati e si è portato tutto a casa. La cosa non è sfuggita al collega, che era con lui, e ha segnalato il tutto ai superiori, che hanno portato il caso al sostituto procuratore Sergio Dini. Il poliziotto si è difeso dicendo che avrebbe usato la giacca, le dosi e i contanti come prove nel caso di un nuovo arresto dello spacciatore. Invece finisce con un'assoluzione con formula piena l'inchiesta sulle cittadinanze facili. Siamo di nuovo nella Marca trevigiana, che vedeva coinvolti 2 agenti di polizia locale e 6 intermediari a Crocetta del Montello. Ieri la sentenza che ha sorpreso. Si tratta di una sentenza importante per noi, perché dimostra che in questa vicenda il Comune e i suoi dipendenti si sono mossi con professionalità. Tanto si è scritto e tanta sofferenza c'è stata tra questi uffici. Adesso basta, adesso il problema è risolto. È la fine di un incubo per Marianella Tormena, la sindaca di Crocetta del Montello, comunità finita nell'occhio del ciclone per quello che sembrava uno scandalo, quello sulle cittadinanze facili concesse a oriundi di origine brasiliana, e invece gli 8 imputati per falso ideologico, 2 agenti di polizia locale e 6 intermediari di agenzia sono stati tutti assolti perché il fatto non sussiste. Così ha deciso il giudice per l'udienza preliminare, emettendo una sentenza di non luogo a procedere. Tutto finisce clamorosamente così come era iniziato. Stando all'impianto accusatorio di Procura e Guardia di Finanza a Crocetta, tra il 2018 e il 2022 era stato messo in piedi un vero e proprio sistema. Da un lato gli intermediari che avrebbero avuto canali privilegiati in comune, dall'altro gli agenti di polizia locale che con troppa disinvoltura attestavano il requisito della dimora dei richiedenti, inducendo in errore gli stessi colleghi dell'anagrafe. Ma qui sta il punto, e sarebbe quello dirimente. Fino a qualche mese fa l'elemento della residenza per l'ottenimento della cittadinanza non era necessario. C'è stata una errata lettura di quella che è la legge e la procedura amministrativa per il riconoscimento della cittadinanza. Un'errata lettura del requisito, lo ribadiamo, della residenza. Della residenza, esatto. Oggi il legislatore ha cambiato idea, ma dal 28 marzo del 2025, forse anche a seguito della sollecitazione da parte di alcuni sindaci. Nella premessa di questo decreto presidenziale si evidenzia la volontà che il riconoscimento della cittadinanza degli oriundi sia legato al territorio italiano. Sullo sfondo il business delle cittadinanze. Per ogni pratica le agenzie intascavano mediamente 3.000 euro, somma da moltiplicare per almeno 140 soggetti, a conti fatti un giro da oltre 400.000 euro. Anche qui però si tratta di una prassi adottata da tutte le agenzie operanti nel settore, proliferate negli anni. Le agenzie che svolgevano che aiutavano gli stranieri a ottenere il riconoscimento della pratica, del riconoscimento della cittadinanza per lo svolgimento dell'attività burocratica e amministrativa avevano i loro introiti regolari e fatturati, ma il pagamento di un'attività lecita è assolutamente lecito. Sullo sfondo il recente dibattito politico sulla cittadinanza agli oriundi, che ha dimostrato tutto il caos normativo in materia, con l'assalto ai municipi, soprattutto a quelli più piccoli. Da questa vicenda abbiamo sicuramente imparato tanto,
però è anche costata tanto nel senso umano del termine. Io ringrazio veramente loro, perché anche in questi frangenti hanno saputo mantenere il dovuto equilibrio, e ringrazio i loro avvocati che li hanno difesi, perché è stato importante giungere a questo risultato. Pochissimi istanti di pubblicità, ripartiremo dalla politica, poi c'è ancora molta cronaca, perché ieri è stato nella nostra redazione, nella nostra sede di San Biagio di Callalta, il neo ufficializzato candidato governatore per il centro-sinistra alle regionali Giovanni Manildo. Allora sentiremo dalle sue parole, le prime parole da candidato presidente, quindi ripartiremo dalla politica subito dopo la pubblicità. Pronto, emozionato e onorato di essere il collettore di una collezione molto ampia, di essere riuscito a unire e di prendere il testimone di un percorso avviato che unisce le diversità, diverse visioni di Veneto e che ha voglia di costruire una nuova pagina. È finita l'epoca dei monarchi e degli uomini soli al comando, si deve inaugurare una stagione più partecipativa di un governo più condiviso. Emozioni private, obiettivi pubblici, queste le prime dichiarazioni da candidato presidente del Veneto per il centrosinistra di Giovanni Manildo, ospite della nostra emittente a San Biagio di Callalta. Unità, la parola più usata dall'ex sindaco di Treviso, avvocato, padre di 3 figli, anima dem proveniente dalla sinistra cattolica, con priorità ben chiare per il Veneto del futuro. Ambiente, giovani, lavoro e sanità. Giovani, dobbiamo dare dei motivi perché i ragazzi rimangano qui in Veneto e siano orgogliosi e felici e con una prospettiva qui in Veneto. Lavoro e sviluppo economico, perché deve crescere la capacità di creare lavoro delle imprese. L'ambiente, perché dobbiamo prenderci cura del nostro territorio, la transizione ecologica è una realtà. La sanità, la dico per ultima ma è fondamentale, dobbiamo avere il diritto alla salute per tutti, dobbiamo eliminare le liste d'attesa, dobbiamo garantire la dignità delle persone che lavorano all'interno della sanità, e questa è un'assoluta priorità. Contenuti e valori che saranno trasmessi nel corso di un lungo tour elettorale che toccherà territori, comunità e aziende. Il programma, fitto, fittissimo, è in corso di definizione, questione anche di metodo. È necessario un modello di governo partecipato. Mi posto questa esperienza da sindaco nel 2013 mi ero candidato con l'idea del sindaco di tutti, è un'idea che poi è passata ed è diventata anche un mantra anche di altre persone. È un'avventura sicuramente difficile, ma la consapevolezza che c'è la possibilità di scrivere una nuova pagina del Veneto è entusiasmante per me e per tutti. Quindi lei è stato il sindaco di tutti e lei sarà il presidente di tutti. Questo è l'auspicio ed è anche una ferma volontà. Insomma, lo slogan c'è già, restano da recuperare in termini di visibilità quasi 7 anni di assenza dal proscenio della politica attiva, ma l'ex primo cittadino trevigiano sembra non coltivare particolari ansie. Penso che non sia stato tempo perso, sono tornato a fare il mio lavoro come avvocato, ho avuto la fortuna di occuparmi di temi importanti per la comunità, la costruzione di comunità energetiche, quindi progetti di innovazione sociale e ambientale. Sicuramente è un modo diverso di fare il servizio pubblico. Altro capitolo, la rappresentanza dei territori. Manildo risponde così ai mal di pancia iniziali dei Dem padovani e veronesi che volevano un loro candidato. Da campanellista dico che è bello che Treviso sia al centro dello scacchiere veneto, ma a parte gli scherzi, penso che i dibattiti interni portano sempre ricchezza. Quando si superano determinate criticità c'è sempre una proposta più consapevole. E a proposito di un presunto trevisocentrismo, l'apoteosi potrebbe arrivare con una sfida diretta contro l'avversario di una vita, quel Mario Conte che gli è succeduto alla guida del capoluogo della Marca, che se da un lato si è chiamato fuori dai giochi regionali, dall'altro resta uno dei nomi sul tavolo. Lei la vede questa sfida, Giovanni Manildo, Mario Conte, è un déjà vu? Sarebbe un derby, e i derby sono sempre belli, perché vince lo sfavorito. Mentre il centrodestra continua a dividersi e a litigare ferocemente, noi come coalizione di forze politiche civiche del centrosinistra abbiamo individuato la nostra candidatura. Marca la differenza con il centrodestra il segretario regionale del Partito Democratico Andrea Martella, all'indomani del via libera ufficiale del Campo Largo alla candidatura a presidente della Regione del Veneto dell'ex sindaco di Treviso Giovanni Manildo. Coalizione di centrosinistra compatta, si gioca d'anticipo. Noi siamo già pronti a partire
più presto possibile. Naturalmente per farlo bisogna anche che venga fissata la data delle elezioni, che ancora invece Zaia e il centrodestra non hanno fissato. Tutt'altro che dettagli, mentre il cantiere Manildo non può dirsi ancora chiuso, si guarda le forze moderate, Azione e Italia Viva in particolare. Con le altre forze politiche come Italia Viva ed Azione è in corso questo confronto e naturalmente io mi auguro che dia esiti positivi per ampliare l'articolazione della nostra proposta politica. E su sanità e impresa, per esempio, sembra già esserci una convergenza con Azione. Nelle prossime ore i calendiani veneti conferiranno una sorta di mandato esplorativo al segretario Carlo Pasqualetto. Nicolò Rocco, che di Azione è il presidente regionale, detta una prima linea. Azione non fa parte del campo largo, che è un po' il campo che ha prodotto intanto la candidatura di Giovanni Manildo. Questo però non significa che noi non possiamo aggiungerci eventualmente in un secondo momento. Non nascondo che la candidatura di Giovanni Manildo è una candidatura che piace alla base di Azione ed è un profilo che può parlare e interpretare i temi che piacciono ad Azione, quindi lo sviluppo economico, la capacità di pensare a un Veneto non contro Zaia, ma un Veneto oltre Zaia. E poi c'è il centrodestra, lo diceva Martella, il centrodestra litigioso, lo scontro tra Lega, Forza Italia e Lega, insomma gli stracci che volano in queste ore. Questa mattina Zaia, le parole "siamo in democrazia e la cosa bella è la libertà di pensiero, non aggiungo altro, io sono impegnato a portare avanti i progetti della Regione". Così Zaia a una domanda che gli chiedeva un po' qualche commento sull'attacco di Flavio Tosi, però è innegabile che lo scontro ci sia e che potrebbe portare anche qualcosa di clamoroso. Non così però per Flavio Tosi, che dice se la mettano via in sostanza i leghisti andremo uniti. Abbiamo semplicemente dato dei numeri e evidenziato dei problemi che ci sono. Ripeto, non esiste reato di lesa maestà nei confronti del governatore Zaia. Ci sono tantissime cose che vanno bene, ci sono alcune cose che vanno meno bene. Le cose che vanno meno bene vanno affrontate e ovviamente ormai andranno affrontate dal prossimo governo regionale. Nonostante il fuoco di fila da parte leghista, Flavio Tosi non solo conferma quanto detto su Pedemontana Veneta e sanità, ma rincara la dose. Forte fa intendere dei rilievi mossi dalla Corte dei Conti, innanzitutto quel disavanzo da 49 milioni di euro per il 2024 accumulato sulla superstrada a pagamento, definito una voragine, e poi appunto la sanità, con il peso crescente dei privati, soprattutto in certi ambiti, dalla dermatologia all'oculistica. La gran parte sono prestazioni che il sistema pubblico non riesce a erogare nei tempi e quindi uno va privatisticamente, e privatisticamente ha speso quasi 4 miliardi, che è una cifra mostruosa se si considera che la sanità pubblica veneta cuba 12 miliardi circa. Fendenti politici in un'estate già elettoralmente torrida, per il leghista Roberto Marcato l'alleanza è al capolinea. E se dobbiamo governare, immaginare di governare la Regione Veneto con questi alleati, io francamente la vedo davvero dura. Cioè accusare il presidente Zaia di lasciare delle voragini nel bilancio regionale è di una gravità inaudita. Spero che ci sia un chiarimento quanto prima, altrimenti, come vado dicendo ormai da mesi e forse da troppi mesi, è bene andare da soli, perché tanto mettetevelo in testa, vinciamo comunque. Chiaro? Tosi sembra non scomporsi, certo che gli scossoni non si tramuteranno in frattura. È il prossimo governo regionale, che ne dicano Villanova, che ne dica Marcato o qualcun altro, il prossimo governo regionale vedrà assieme Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia in un rapporto diverso, in un rapporto dove ci si parla, ci si confronta, dove non c'è una parte della maggioranza a cui le cose vengono dette attraverso i giornali. E ci sono poi le dichiarazioni di Zaia, convinto che una sua lista possa valere il 45% dei voti, da sommarsi eventualmente a quelli del Carroccio, più che un'analisi, quella di Tosi, ha tutta l'aria di essere una sfida. Se fra Lega e lista Zaia sono convinti di avere più del 50% da soli, gli conviene assolutamente non stare a perdere tempo con Flavio Tosi e con Fratelli d'Italia, quindi con noi di Forza Italia e Fratelli d'Italia, e andare da soli e vincere tranquillamente, se quel dato è vero. Torniamo a Ponzano Veneto da Cristian Arboit e Edoardo Paris per uno dei due gravi incidenti sul lavoro di questa mattina nella Marca. Cristian, ci sono aggiornamenti?
Sì, Nicola, buongiorno di nuovo da via Postumia a Ponzano. Siamo sempre davanti alla Kistrack, dove questa mattina si è registrato il primo grave incidente sul lavoro. Lo ricordo, una 63enne che si trova in gravissime condizioni in prognosi riservata al Cafoncello di Treviso, che pare essere caduto da un'altezza di 2 metri. Qui con me c'è Francesca Cagnola, la saluto e la ringrazio, che è funzionaria della Fioma CGIL, che ha appena incontrato i lavoratori di quest'uomo, perché si tratta di un'azienda sindacalizzata. Sì, esatto. Quindi lei è reduce da un'assemblea con il corpo dei lavoratori, sostanzialmente con l'assemblea dei lavoratori. Esatto, sì, confermo. Noi abbiamo appena fatto, quando abbiamo saputo quello che era successo, ci siamo sentiti con l'RLS, come si usa a fare solitamente in questi casi. Abbiamo ritenuto necessario fare un'assemblea straordinaria e fare una dichiarazione di sciopero. I lavoratori, come non avevo dubbi, hanno assolutamente voluto fare questa cosa, e quindi dalla pausa pranzo in poi, dal termine dell'assemblea, loro saranno in sciopero nel pomeriggio, uno sciopero per la solidarietà nei confronti di questo lavoratore e della sua famiglia, perché per noi della Fioma è inaccettabile timbrare al mattino e non tornare a casa poi. Si è capita la dinamica, ne avete parlato? Ne abbiamo parlato, ma in realtà non si è capito molto attualmente, quindi non possiamo rilasciare delle dichiarazioni, anzi stanno tutti attendendo di avere delle informazioni sulla salute del collega. Ecco, che ripetiamo in prognosi riservata. Dalle prime informazioni che abbiamo raccolto, ci sarebbe stata questa caduta dall'alto da 2 metri di altezza mentre si stava occupando di questo macchinario per la frantumazione degli inerti, però appunto chiaramente il condizionale in questa fase è assolutamente d'obbligo. Senta Cagnola, questo è il secondo incidente nella Marca trevigiana questa mattina, quindi siamo di fronte a un fenomeno. Beh, è un tema. Noi come parte sindacale questo lo stiamo dicendo da moltissimo tempo, gli infortuni sul lavoro sono un tema e purtroppo continuano i numeri a salire, le statistiche ci dicono questo anche nel nostro territorio. Come li ha trovati i lavoratori questa mattina, i colleghi di questo 63? Scossi, ovviamente scossi. Come chiunque di noi in caso in cui succedesse qualcosa del genere. Lo sciopero solo nel pomeriggio, sarà prolungato anche nella giornata di domani? No, domani essendo sabato qui l'azienda non lavora, lo sciopero nel pomeriggio, perché appunto bisogna dare un segnale di solidarietà e anche un segnale politico dal mio punto di vista. Ecco, lei ha parlato di un'azienda sindacalizzata, questa è un'azienda solitamente seria, mi diceva prima? Assolutamente sì, è un'azienda seria. Sì, succedono, i piccoli infortuni possono succedere, ma appunto è un'azienda che rispetta, e quindi siamo curiosi di capire esattamente che cosa è successo. Sicuramente si presterà molta attenzione. Grazie davvero Francesca Cagnola, funzionaria della Fioma, che ha incontrato i lavoratori, i colleghi di questo 63enne per i quali in questo momento c'è apprensione. Da via Postumia a Ponzano è per il momento tutto. Nicola, con Edoardo Paris ti restituisco la linea. Grazie a Christian Arboit. Noi torniamo invece a parlare delle tragedie e dei rischi sul Piave. Ci sono anche cause in corso contro la Regione per le tragedie consumatosi lungo il fiume sacro alla Patria. La conferma è arrivata ieri dal vertice che a Treviso ha fatto nascere il tavolo permanente di sindaci e prefetture, che si riunirà già mercoledì prossimo. Ci sono lo studio ordinanze e sanzioni anche fino a 500 euro, l'aumento della vigilanza, la nascita delle cosiddette spiagge di fiume, ma poi nell'immediato una massiccia campagna informativa anche sui social, nuova cartellonistica multilingue. C'è chi, come il sindaco di Spresiano, chiede che ci siano anche dei simboli dirompenti, dei simboli forti, per far capire a tutti quanto sia pericoloso il Piave, ma non solo. Sentite. È vero che poi vi arrivano le cause per i morti. Beh, a volte è anche successo questo. Abbiamo anche delle cause aperte. Che il tema sia estremamente serio per la Regione lo conferma l'assessore alla protezione civile e all'ambiente, che racconta di cause giudiziarie in corso aperte per alcune delle tragedie che hanno insanguinato il Piave. C'è anche Bottaccinga, al vertice dei sindaci in provincia, guidato dal prefetto. Troppe vittime, troppe tragedie sfiorate. Nasce un tavolo permanente che si riunirà già mercoledì prossimo. Si parte da 2 elementi chiave: massiccia campagna social e non solo, per informare del pericolo, e nuovi cartelli. Nell'immediato delle campagne informative attraverso i siti delle amministrazioni
i social, e nel frattempo andiamo anche a valutare e studiare i nuovi cartelli che dovranno essere apposti. Nuovi cartelli dunque più attuali e multilingue. Il sindaco di Spresiano va oltre e propone una soluzione shock alla Gentilini. C'è un linguaggio universale che va anche oltre il linguaggio e le lingue, che è proprio quello delle immagini forti. E credo che forse un teschio, ecco, apposto su questi cartelli potrebbe essere molto più efficace rispetto a un messaggio, ecco. Un po' come ha fatto Gentilini. Assolutamente sì, un po' come ha fatto Gentilini sugli incroci pericolosi che ha messo i teschi e ha destabilizzato non poco. Un messaggio dirompente sui cartelli potrebbe essere utile. Impossibile e anche ingiusto per i primi cittadini adottare invece la soluzione drastica di chiusura di zone e recinzioni. Se dobbiamo ragionare in questi termini dovremmo mettere del reticolato dal Monte Paralba a Cortellazzo, non è una cosa fattibile, dobbiamo essere realisti e cercare di usare le armi che abbiamo a disposizione. Armi come ordinanze apposite che prevedano multe e sanzioni per chi le trasgredisce. Tema che verrà messo sul tavolo la prossima settimana. Lo dobbiamo verificare per approfondire tutti gli aspetti giuridici. È un atto che abbiamo già visto emesso da altre amministrazioni comunali di altre regioni, ma anche di questa. Resta tra i messaggi uno che li racchiude tutti e che va oltre il Piave. A ribadirlo è l'assessore Bottacin. Tutti i corsi d'acqua del Veneto non sono balneabili, quindi non si può entrare in acqua per motivi che sono legati a un rischio che è oggettivo, e quindi non solo dove sono accaduti dei fatti negativi, se non tragici, non si può andare in acqua, quindi questa è una cosa che esiste da tanto tempo, da anni, per cui io posso approfittare di voi per ricordarlo ai cittadini: non si va in acqua. Così dunque l'assessore regionale Bottacin. Adesso invece parliamo di centri antiviolenza, con una nuova normativa che rischia di far chiudere i centri antiviolenza, addirittura 3 su 5 nella Marca potrebbero chiudere. Il rischio è che a settembre, le cooperative che lavorano in questi servizi debbano lasciarli e quindi temporaneamente quantomeno verranno chiusi e le donne non avranno più il loro punto di riferimento. All'indomani della sentenza all'ergastolo per l'assassino di Vanessa Ballan, la giovane mamma incinta del secondogenito uccisa nella sua casa a Riese Pio X, arriva l'appello delle cooperative del Veneto, allarmate per il rischio chiusura dei centri antiviolenza e delle case rifugio per donne vittime di violenza. Tutto ha origine da un provvedimento previsto dall'intesa Stato-Regioni del 2022. Prevede che chi può gestire centri antiviolenza, case rifugio, abbia da almeno 5 anni previsto nel proprio statuto come oggetto sociale l'attività di supporto, organizzazione e gestione dei centri antiviolenza e case rifugio, ma soprattutto che sia un'attività prevalente per l'ente. E questo mette in grossa difficoltà numerosi enti. Un'esclusività di attività che mette fuori gioco gran parte delle strutture gestite da cooperative multidisciplinari che, oltre che di violenza di genere, si occupano spesso, in collaborazione con i comuni, anche di problematiche dell'infanzia, adolescenza, disabilità, salute mentale, anziani. Nella Marca, dei 5 centri antiviolenza attivi, 3 sono a rischio chiusura, come buona parte dei 26 centri e delle 31 case rifugio presenti in Veneto. Negli ultimi anni, tra l'altro, si registra una sempre maggiore consapevolezza delle donne maltrattate dei servizi a loro disposizione, come testimonia la crescita degli accessi ai centri antiviolenza, saliti dai 6.000 del 2022 ai 7.000 del 2023. Ci sono numeri importanti, numeri che dicono che non possiamo lasciare le donne sole e che quindi è necessario a tutti i livelli istituzionali che venga fatta un'azione presso il Ministero affinché si trovino delle soluzioni che permettano di dare continuità a servizi così importanti oggi per le nostre comunità.
Restiamo nella Marca. Domani alle 10:30 nella chiesa di Santa Maria del Rovere a Treviso i funerali di Roberta Carnelos, l'infermiera 46enne dell'ospedale San Camillo di Treviso, morta domenica scorsa mentre si trovava in vacanza con la famiglia in Corsica, stroncata da un malore improvviso, una tragedia che ha ovviamente scosso tutta la comunità di Santa Maria del Rovere e non solo. La donna lascia il marito Maurizio e i due figli di 11 e 8 anni. Domani l'ultimo addio a Santa Maria del Rovere. Ieri pomeriggio invece a Dosson i funerali di Andrea Falcone, il 19enne di Frescada di Preganziol, morto per un tumore alla schiena dopo un calvario durato 5 anni. Ci si attendeva un miracolo che non c'è stato, o forse sì, ma non come ce lo aspettavamo. È il miracolo della fede che ha accompagnato Andrea Falcone fino al suo ultimo giorno, di un calvario durato 5 anni, quando ha scoperto un tumore osseo che non lascia scampo. Una fede rinnovata nel giorno dell'ultimo saluto nella chiesa di Dosson, che non è riuscita a contenere quanti hanno voluto condividere il dolore di mamma Grazia e Papa Vincenzo. E la commozione per l'addio ad un 19enne che si stava aprendo alla vita si è sentita anche nelle parole del parroco, don Adriano Fardin. E diceva: diamo qualità al tempo che ci rimane. E cercava di dare a tutti stimoli per vivere seriamente, intensamente. E diceva ancora: nell'autentica vera amicizia che si riconosce dal tempo, che dedichi agli altri rinunciando a te stesso. E poi arrivava anche a dire: la sofferenza è lo strumento che ti permette di aprire gli occhi su un'altra dimensione. Se sei in Dio, sei con me, diceva loro. Se siete in Dio, siete con me. Saremo in Dio, Andrea, e saremo con te. La foto di Andrea, piccolo rugbista, la maglia delle giovanili di calcio dove Papa Vincenzo fa l'allenatore, poi il ricordo di parenti e amici per un giovane che ha saputo guardare oltre la malattia e la tristezza di un addio. Caro Andrea, voglio che questo giorno per te, come per tutti noi presenti, sia un giorno felice, dove ti ricordiamo tutti all'unisono, solo con un sorriso colmo di speranza e gratitudine, per ciò che ci hai insegnato e per ciò che in futuro continuerai a fare per noi. Migliaia sono le cose che ci hai trasmesso, ma il valore dell'amicizia è il vivere con la profondità la vita, senza superficialità, rancore, invidia e rabbia nei confronti altrui sono gli insegnamenti più importanti. La tua vita non è stata solo la malattia, anzi, in classe tra tutti noi eri il più vivo. Grazie Falco, perché con il tuo spirito combattivo e la tua tenacia ci hai insegnato tanto. Toccante l'esortazione finale da mamma Grazia, che ha rivelato di aver ricevuto per il suo compleanno un messaggio al telefonino, programmato da Andrea e arrivato il giorno dopo la sua morte. Andrea aveva capito che questa malattia non è per la morte, ma è per la vita. E se noi oggi ci disperiamo per il dolore, allora la morte sì che avrà vinto. Ed ora il lutto nel mondo della medicina veneta con la morte a Padova di Federico Rea, ordinario di chirurgia toracica all'università, direttore della cattedra e della divisione di chirurgia toracica dell'azienda ospedaliera di Padova e responsabile del centro trapianto di polmone. In una nota il direttore generale Giuseppe Dalbenna ha espresso in queste ore il suo dolore e quello di tutti i colleghi per la perdita di un grande professionista. Aveva 68 anni, la chirurgia toracica da lui diretta anche nel 2024 si era confermata al primo posto per numero di interventi eseguiti tra tutti i centri italiani di trapianti, una vera eccellenza del Veneto. A proposito di trapianti, era un trapianto di rene e di fegato, costava tantissimo, era il 1997, si doveva fare per forza a Bruxelles, unico centro che all'epoca poteva svolgere questo tipo di operazioni, servivano tanti soldi e una raccolta fondi promossa dagli alpini di Gaierine nella Marca trevigiana aiutò la famiglia di Jessica Fracassi, della padovana Jessica Fracassi, a ottenere quella possibilità di trapianto, di salvarsi la vita. Era bambina all'epoca e adesso è diventata mamma, ha ringraziato gli alpini e ieri a Gaierine c'è stato un brindisi per ricordare quella vicenda. Diciamo che è stata dura, però ce l'abbiamo fatta e grazie agli alpini che mi hanno dato una grossissima mano e che abbiamo fatto, insomma, venire fuori di fare il trapianto.
Lei sta bene e quando abbiamo saputo che era incinta, che aspettava anche lei una bimba, siamo stati tutti contenti, insomma, ecco, un grande traguardo per lei, un grande traguardo. E così, speriamo che vada tutto bene e basta, perché ne mette a piangere adesso. Non c'erano i social nel 1997, ma c'erano gli alpini, una garanzia quando si tratta di fare qualcosa, specie aiutare il prossimo. Per la piccola Jessica, una bimba di 2 anni che a causa di una grave patologia aveva bisogno urgente di un trapianto di fegato e reni, servivano almeno 85 milioni di lire di offerte private. Oltre 400 erano quelli totali necessari per il trapianto a Bruxelles e gli enti pubblici italiani coprivano solo una parte dei costi. Che cosa fecero dunque gli alpini senza usare Facebook? Avevamo delle piccole damigiane, quella con la bocca larga, mettevamo in chiesa, nei bar e questo che altro, e tutti buttavano dentro. Una solidarietà contagiosa che in soli 15 giorni raggiunse 101 milioni. Sono stati raccolti 101 milioni. Gli alpini hanno chiesto che l'eccedenza, anziché essere utilizzata per altre opere, venisse accantonata per le future esigenze sanitarie di Jessica. Oggi Jessica è una donna ed è appena diventata. Appena diventata mamma di una splendida bambina, Amelia. Grande la commozione e la gioia sincera rivissuta dagli alpini, un'impresa che oggi ha permesso a Jessica di rivivere anche attraverso la nuova piccola, Amelia, che di certo sarà la cocca di tutte le penne nere, alle quali va il plauso della sindaca del tempo, Sandra Toso, e di quello attuale. Un grande elogio agli alpini. Io ho detto che se gli alpini, se Gildo, i suoi collaboratori, gli alpini di Gagliarine non avessero avuto la credibilità che avevano e che hanno tuttora, sì e no che questo miracolo si sarebbe realizzato. Una storia che di questi anni veramente ne abbiamo tanto bisogno, perché ogni telegiornale, ogni notizia, ogni giornale vedi solo cose negative, e vedere queste cose positive chiaramente ti fa aprire il cuore. E per finire un dono per Amelia, delle scarpine per camminare lontano. Ha un significato augurale, che possa star bene e andare per il mondo, fare tanta strada. Auguri alla neomamma e complimenti come sempre agli alpini. Noi ci fermiamo per la pubblicità, poi è il momento di Ecovisioni. E siamo di nuovo in diretta e come ogni venerdì è il momento di Ecovisioni, quindi bentornato ad Andrea Ferrazzi, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno a tutte e a tutte. Puntata numero 34 di questa stagione, l'ultima prima della pausa estiva, che poi fra poco ne parleremo, insomma ci rivedremo a ottobre, quindi è il momento di tirare un po', di fare un bilancio di questa stagione, dei temi che abbiamo affrontato con uno sguardo un po' al futuro. 34 puntate, un viaggio che è iniziato il 4 di ottobre, insomma intanto un bilancio. Beh, è stato un bel viaggio, 34 puntate sono molte, abbiamo attraversato un sacco di temi, lanciato un sacco di messaggi, approfondito un sacco di questioni, anticipato anche un po' di cose che poi sono emerse nel corso dei mesi successivi. Ci siamo confrontati con un sacco di persone, donne e uomini di livello locale, nazionale, internazionale, con uno sguardo sempre che guarda avanti, soprattutto che pensa al futuro, ma molto radicato nel territorio, perché noi amiamo proprio la nostra terra, la nostra gente, il nostro Veneto, e amiamo i progetti che nascono da qui, ma proprio per il bene del nostro territorio sappiamo che non dobbiamo chiuderci, abbassare lo sguardo solo nel territorio, ma guardare avanti, guardare quello che sta succedendo nel mondo, i grandi cambiamenti che sono in corso e soprattutto gli orientamenti di fondo. Quindi è stato un bell'anno, è stato un anno davvero ricco, fecondo, un anno interessante, un anno di discussione, un anno anche pieno di eventi straordinari, nel bene e nel male. Di cui adesso parleremo, solo per ricordarvi insomma che quest'anno abbiamo allargato anche lo sguardo
con tanti ospiti, ancora di più rispetto alla stagione scorsa, insomma è un crescendo e quindi la prossima stagione sarà ancora più ricca, e lo diceva bene Ferrazzi, grandi personalità, Marco Minniti per parlare di geopolitica, ma anche i ragazzi delle scuole che sono stati protagonisti, giornalisti, esperti, imprenditori. Ricordo soltanto quando abbiamo parlato di sostenibilità nello spazio, puntata meravigliosa. Insomma, lo sguardo è quello, l'avete capito, gente che sa di cosa parliamo, e poi anche le giovani generazioni. Vorrei partire da un fatto, da un tema, no? Allora, tante cose sono successe, tanta acqua è passata sotto i ponti, e non solo metaforicamente, purtroppo. Avevamo iniziato la stagione parlando del rapporto Draghi sulla competitività europea, e c'era un grande baluardo, il grande pilastro del Green Deal, che nel corso poi di questi mesi è diventato anche terreno di fortissimo scontro ideologico. Perché? Com'è stata questa evoluzione? Ma il Green Deal è stato il baluardo certamente del governo Draghi, che lei ha citato. Ricordo un suo intervento proprio da Presidente del Consiglio del Senato, in cui disse è il pilastro della nostra azione del governo. E ricordo che quel governo era appoggiato da tutti, c'era solamente Fratelli d'Italia che era all'opposizione, c'erano tutti i partiti di centro-sinistra, c'era anche la Lega, c'era anche Forza Italia. Ma è stato anche il baluardo degli ultimi 5 anni del precedente Parlamento europeo, soprattutto dopo il Covid, ma non solo dopo il Covid, perché il Green Deal, voglio ricordare, è del 2019, cioè un anno prima del Covid. E il Green Deal non era una politica ambientale, come molti immaginano, come tutti o quasi tutti coloro che ne parlano, ne straparlano, senza aver letto il testo, raccontano. In realtà il Green Deal era una politica, ed è una politica, per la competitività dell'Europa. Quindi parliamo anche essenzialmente di economia. Parliamo di economia, parliamo di competitività, parliamo di creare le condizioni anche per il nostro paese di essere competitivi e quindi di aumentare la forza del lavoro, anzi l'offerta di lavoro, lavoro di qualità, lavoro che permetta alle persone di avere un reddito decente, cosa che in questo paese succede sempre più raramente, che permetta alla nostra popolazione di guardare con un po' di speranza nei confronti del futuro, perché dinanzi ai grandi cambiamenti, questo è un tema che abbiamo affrontato più volte in corso, ci sono fondamentalmente due modi di affrontarli: o li subisci o li guidi. Bene, siccome il mondo non è fermo, siccome la transizione ecologica è uno dei grandi driver della storia in questo momento e soprattutto nei prossimi decenni, è di ogni evidenza che le politiche di competitività sono fondamentali, e le politiche di competitività non possono prescindere dalle politiche anche della transizione ecologica. Questo dicono i dati economici, e tra l'altro, mi permetta, è anche quello che ci hanno detto tutti gli imprenditori che sono stati i nostri ospiti. Assolutamente. L'ideologia che entra purtroppo a gamba tesa su questi temi. Abbiamo visto Mario Draghi, abbiamo parlato di Europa. Novembre del 2024, elezioni negli Stati Uniti, c'è grande fermento attorno a Kamala Harris, ma vince Donald Trump, e cambia tutto perché la politica di Donald Trump, comunque la si pensi, è una politica molto schizofrenica da qualsiasi punto di vista, dal punto di vista geopolitico, dal punto di vista economico e ambientale. Allora, che ci dice di Donald Trump? Peraltro, ricordo che tra le varie puntate abbiamo anche anticipato, che siamo anticipatori, abbiamo anticipato uno dei temi legati a Trump. Ricorderete il Trump e il suo obiettivo Groenlandia, le sparate sulla Groenlandia, eccetera, eccetera. Noi parlammo prima di questo di terre rare, quindi abbiamo anticipato anche questo tema. Allora, il Trump a 360 gradi, non è facile. Ma si ricorda che in quelle puntate eravamo ancora a ottobre, credo, e avevamo ragionato sul fatto che Trump, io lo definii come un suonatore di musica jazz, cioè dell'improvvisazione, privo di strategia probabilmente. Io sono molto critico con l'operazione che sta facendo a livello nazionale e internazionale. La strategia dell'improvvisazione è finalizzata
da quello che stiamo vedendo, cioè analizzando semplicemente i fatti di questi mesi, è finalizzata alla massimizzazione del proprio potere, no? È quasi una volontà di potenza. Diceva Nietzsche che il fine di chi ha la mania della volontà di potenza è quella di alimentare se stessa, senza per forza motivi estranei o servizio nei confronti di altri. E poi certamente il suo arricchimento, perché le politiche che lui sta facendo a livello internazionale le sta facendo correre parallelamente a progetti di crescita delle sue aziende, ma questo è risaputo, non solamente il New York Times ma anche i maggiori quotidiani europei e nazionali lo raccontano quasi quotidianamente, cioè va in giro per il mondo trattando con i paesi come Presidente degli Stati Uniti e contemporaneamente trattando con quei paesi per i propri finanziamenti, cioè per costruire dei resort, dei propri grattacieli, Trump Tower e via dicendo. Ora è un inedito, diciamo così, cioè questa sovrapposizione tra il servizio che dovrebbe essere appunto un servizio pubblico e l'interesse personale. E in più c'è una visione del tutto autoreferenziale dei rapporti di forza, molto spesso guidati da un cinismo spregiudicato, e basta pensare ai dazi, le guerre dei dazi, la guerra contro tutti, contro l'Italia, contro gli esportatori italiani, europei e via dicendo. Non lo so se questo faccia bene nemmeno al suo paese, tutti gli indicatori di politica interna del paese e anche dell'economia interna dicono di no. Ha perso più del 10%, dicono tutti i sondaggi del consenso. Sarà interessante il midterm. Sarà interessante anche se manca una vita, perché il midterm sarà a novembre del 2026. Perché tutto questo l'ha fatto in pochissimi mesi, esatto, è stato proprio concentratissimo tutta questa cosa. Questo è il tema. E quindi diciamo che certamente ha premiato molto i suoi finanziatori, grandi finanziatori in campo energetico sono stati coloro che si applicano e investono nel petrolio e sono stati premiati con posti di maggiore rilevanza all'interno del governo degli Stati Uniti su quei settori. Insomma, una visione molto mercantilistica, una visione molto economicistica, personalistica, lei le ha detto schizofrenica, non molto rassicurante. Io credo che Trump ha contribuito a incattivire il mondo in questi mesi. E noi non abbiamo bisogno di un mondo incattivito, ma di un mondo rappacificato, perché la guerra è la peggiore delle sciagure. Fece impressione poi, subito dopo l'elezione, dal punto di vista strettamente proprio ambientale di sostenibilità, quel concetto di drill baby drill, cioè della trivellazione a tutto spiano. Sì, tra l'altro una trivellazione che ha certamente una ricaduta negativa dal punto di vista ambientale, perché come è noto i giacimenti di petrolio e anche di gas degli Stati Uniti sono di tutto diversi rispetto a quelli dei paesi, diciamo, della penisola arabica, e quindi hanno bisogno del cosiddetto fracking, cioè di spaccare proprio le rocce sottoterra attraverso appunto dei metodi molto invasivi, ma d'altro canto ha anche delle ricadute dal punto di vista interno, perché le grandi politiche che erano state lanciate della transizione digitale, che stavano creando crescita, forza di lavoro, crescita del prodotto interno lordo, ora stanno avendo un passo indietro. Per la prima volta gli indicatori economici degli Stati Uniti raccontano di un rallentamento della crescita economica. Questo non succedeva da innumerevoli anni. E poi c'è certamente anche la questione ambientale, cioè un mondo che si sta surriscaldando e che vede proprio nel petrolio e i derivati la prima fonte di inquinamento ambientale, soprattutto di gas climalteranti e quindi di riscaldamento climatico. Andare in quella direzione è una catastrofe, questo lo dicono gli scienziati. Vede, quando lei parla di ideologia stiamo parlando esattamente di questo. Da una parte ci sono gli ideologici che hanno bisogno per coprire le proprie azioni, i propri interessi di parte, di sventolare spesso fake news. Dall'altra parte c'è la scienza, quasi tutti gli scienziati, diciamo tutta la comunità scientifica internazionale, che invece da tempo sta lanciando degli allarmi, ma mi pare di capire che non sia necessario essere degli scienziati. Basta uscire di casa e vedere anche nel Veneto quello che sta succedendo. E adesso ci arriviamo, lo dico anche alla regia perché facciamo un salto sulle immagini, però Trump che in tutto questo ritira gli Stati Uniti dagli accordi di Parigi e, come dire, blocca, boicotta la scienza nel suo paese, nell'università, nella ricerca. Trump non solo esce attivando le procedure, perché poi ci vuole un anno di tempo per farlo,
per l'uscita dall'accordo di Parigi, che era fondamentalmente legata alla lotta al cambiamento climatico, ma addirittura ritira gli Stati Uniti dai 17 obiettivi delle Nazioni Unite, che voglio ricordare, il primo è la lotta alla povertà, il secondo obiettivo è la lotta alla fame, il terzo è un'educazione per tutti, il quarto è un sistema sanitario universale che ti metta nella condizione, a prescindere da quanti soldi hai in tasca, in banca, di essere curato e sistemare. E oggettivamente a questa uscita ha fatto corrispondere una serie di azioni, perché come dice lei, anche il bilancio che è appena stato votato 50-51 al Senato e poi alla Camera è stato un bilancio che ha comportato dei tagli oggettivamente massacranti per la gente più povera, soprattutto dal punto di vista dei servizi. Ha tagliato l'istruzione, ha eliminato il Ministero dell'Istruzione a livello federale, ha fatto dei tagli incredibili sul sistema della sanità, dal punto di vista delle sicurezze sociali, insomma un'impostazione che oggettivamente va a vantaggio di pochi ricchi, ma va a vantaggio dei suoi amici fondamentalmente. Prima di passare a quello che abbiamo visto in queste settimane, perché siamo passati dalla canicola infernale alle nuove, come sempre, alluvioni, come è cambiato da ottobre il rapporto con la Cina? La Cina ci sta guadagnando, perché lei sta molto, se lei va a vedere quello che sta avvenendo in questi mesi, sta investendo in quello che è il soft power, viene chiamato, cioè il potere non sviluppato attraverso le guerre, guerreggiate militarmente o gli armamenti, anche quello ma in minima parte, ma soprattutto attraverso una politica di leadership internazionale che si fonda in altri modi, una prevalenza culturale, una prevalenza diciamo delle relazioni internazionali guidate con un certo stile, cosa di cui la Cina sulle quali era debolissima anche per un sistema molto utilitario interno, ma paradossalmente la posizione di Trump sta indebolendo gli Stati Uniti su questo versante, che è stato sempre invece il versante forte degli USA nei confronti del mondo, e sta rafforzando la Cina, la quale sta cercando, e un po' ci sta riuscendo, di incunearsi in questa fragilità dell'Occidente e quindi anche acquisendo diciamo, una posizione di leadership politico a livello internazionale. Guardi che queste cose contano tantissimo. La capacità di orientare le politiche internazionali attraverso una leadership basata sul soft power è la cosa più importante che ci sia. È quello che precede poi la crescita economica. Gli Stati Uniti l'hanno molto sviluppata dopo la Seconda Guerra Mondiale, anche con una prevalenza, se vuole, culturale in tutta l'Europa, e quello è stato anche il modo per sviluppare la propria economia, perché è un'economia a livello universale basata molto sul modello americano, e poi quindi la domanda di tutti i territori nasceva su quell'immagine, e quell'immagine ti offriva i prodotti che venivano venduti. Bene, la Cina sta facendo altrettanto, e sta facendo altrettanto anche dal punto di vista dello sviluppo economico. Ieri discutevo con la Dean della Chinese School di Ca' Foscari, cioè della scuola di management di alto livello, no? L'alta formazione post-universitaria. È una grande esperta della Cina, l'ha studiata a fondo, è andata a vivere lì a fondo, mi raccontava come è il processo di decisione del piano quinquennale dell'economia cinese. È vero che è un sistema molto autoritario, il presidente è il capo supremo, ma il processo di costruzione dei piani è molto articolato e ampio, dura 2 anni, coinvolge centri di ricerca, università, e poi una volta sentiti tutti, una volta decisi, si va avanti, dritti, senza cambiare strada, e i risultati si vedono dal punto di vista dell'automotive, dal punto di vista della produzione di energia alternativa e in moltissimi altri settori. Allora, che ci sia bisogno di ecovisioni sempre, lo dimostra il fatto che nonostante, quante volte ne abbiamo parlato, insomma, dei cambiamenti climatici, ricordo soltanto, abbiamo parlato, adesso non lo trovo più ovviamente, nella lista del dissesto idrogeologico a novembre con Rossella Muroni, abbiamo parlato degli studi di Ca' Foscari sull'innalzamento dei mari e soprattutto delle questioni della costa in Veneto. Nonostante tutto, in questi giorni in queste settimane in cui c'è stato un caldo assolutamente incredibile, superiore anche a quanto registrato nel 2003, e poi immediatamente dopo il disastro che abbiamo raccontato, adesso prego la regia di vedere da una parte
il caldo infernale e dall'altra quanto accaduto ad esempio a Cordignano soltanto qualche giorno fa, c'è ancora qualcuno che dice beh, ha sempre fatto caldo in estate, no? Sì. Ecco, allora questa è la situazione. Vabbè, insomma, gli imbecilli ci sono sempre, ci saranno sempre in tutti i settori della vita pubblica e privata. Dopodiché tutti gli indicatori, però è preoccupante che questo avvenga, no? E guardi che queste fake news che girano non è che nascono a caso, ma sono finanziate. Cioè ci sono gruppi di poteri, anche gruppi di potere economico forti, che investendo per esempio soprattutto in settori che non sono in settori economicamente ma soprattutto ecologicamente compatibili, devono raccontare delle balle fondamentalmente, e quindi appunto dicono beh, d'estate è sempre fatto caldo, è sempre successo questo, cosa che non è assolutamente vero, temperature come queste non ci sono mai state, esondazioni così frequenti non ci sono mai state, grandinate con chicchi come palline da tennis qua non ci sono mai state, tempeste vaia nelle Dolomiti con venti a 217 km all'ora non ci sono mai state, e potremo continuare, ma soprattutto l'intensificazione e l'aumento della frequenza di questi eventi è una cosa inaudita, è una cosa inedita, ma è appunto avvenuta, e quindi questo ci deve preoccupare. Però vede, quello che abbiamo sempre cercato di fare in questa trasmissione non è dire attenzione, 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 certo è dire dobbiamo stare attenti, ma soprattutto abbiamo sempre raccontato c'è il modo di fronteggiare questi disastri che stiamo vedendo anche in queste immagini. Perché quando quest'acqua ti entra in casa tua, beh, voglio vederlo quello che dice, ma c'è sempre stato. Non è mica vero che c'è sempre stato così. E quando c'è il vento, quando c'è una tempesta quasi tropicale che pochi anni fa nella riviera del Brenta ha buttato giù interi edifici, non c'è mica sempre stata questa cosa qui. Allora di questo dobbiamo averne consapevolezza, essere responsabili e sapere che ci sono le soluzioni, però dobbiamo avere il coraggio di trovarle. Non è stata una fake news, fortunatamente, quanto accaduto a fine giugno a Vicenza, una sentenza che era attesissima, la sentenza di primo grado sull'inchiesta e sul disastro ambientale dei PFAS a Vicenza. Noi abbiamo avuto una bellissima puntata a ottobre scorso con Laura Fazzini, giornalista che ha seguito passo dopo passo il processo PFAS, molto emozionale anche come intervento perché ha raccontato di testimonianze di mamme davvero da brividi, e poi è arrivata questa sentenza molto molto attesa. Sì, ne abbiamo parlato quest'anno, se si ricorda ne avevamo parlato anche l'anno scorso, anche nella presentazione del mio ultimo libro nel quale ho dedicato un intero capitolo alla questione dei PFAS. Di questo voglio ricordarlo, di questa tragedia che le Nazioni Unite avevano definito essere il più grande inquinamento ambientale nella storia d'Europa, 350.000 veneti, almeno 350.000 veneti contaminati, loro, i loro figli, i bambini, anche attraverso l'allattamento del seno materno, quindi qui vediamo le mamme, giustamente, le mamme no PFAS che hanno combattuto una battaglia durissima. È arrivata una sentenza che è una sentenza molto importante, è arrivata una sentenza con condanne anche maggiori rispetto a quelle che erano state richieste dal pubblico ministero, e c'è anche da dire questo grazie anche a una legge del 2015, la cosiddetta legge contro gli ecoreati, che ha trasformato da reati puramente amministrativi a reati penali, perché quando tu colpisci la salute della gente e procuri un danno irreparabile in alcuni casi nei confronti dell'ambiente, delle falde acquifere, dell'acqua che bevi o che utilizzi per le tue campagne, beh, lì devi essere punito, deve essere chiamato a responsabilità, perché quello è un crimine collettivo, uno dei peggiori crimini che possono essere commessi. Ebbene, qui questo applauso liberatorio racconta cosa? Racconta quello che io ho già detto essere un primo passo. È un primo passo nella giusta direzione, ma non è un passo definitivo, è un inizio, perché per esempio non si parla per nulla di bonifiche, bisogna far pagare a chi ha determinato questo danno immenso, bisogna portarlo a pagare le bonifiche, bisogna bloccare lo sversamento continuo di questi prodotti che purtroppo avviene quasi appunto quotidianamente per una molteplicità di fenomeni interconnessi.
e bisogna poi portare le persone nella condizione di essere sereni, di vivere tranquillamente, di respirare aria pulita e di bere acqua che sia sana. Questo dobbiamo fare. Questo è un primo passo, peraltro lei ha citato Laura Fazzini, che è stata nostra ospite, una giornalista d'inchiesta che ha fatto parte anche di uno studio a livello mondiale guidato da Le Monde proprio sui PFAS. Uscirà a breve un libro da lei dedicato proprio al tema dei PFAS, che racconterà anche il processo che lei ha seguito quotidianamente. Bene, in ottobre lo presenteremo anche qui. Ah, perfetto, quindi sarà un appuntamento da non perdere. Allora, ci vorrebbe una giornata intera per parlare di tutto quello di cui abbiamo discusso, ovviamente in 34 puntate. Io tornerei però sulla schermata, grazie alla regia, dei 17 obiettivi della sostenibilità, per cominciare a parlare anche di quello che faremo a ottobre. Ricordo per esempio tra un focus che abbiamo fatto molto interessante, ad esempio a febbraio con Don Gianni Antoniazzi, per parlare delle nuove povertà. Allora, a ottobre di che ecovisioni parleremo? Ma noi abbiamo voluto intitolare questa trasmissione Ecovisione. Eco deriva da casa, vuol dire casa o ambiente, no? Il termine, l'etimologia della parola. Quindi è una visione di futuro nei confronti della nostra casa comune, che è l'ambiente. Però quando noi parliamo di ambiente non intendiamo solamente la visione dell'ambiente verde, bucolica, eccetera, ma l'ambiente nel quale viviamo. Quindi parliamo anche di lotta alla povertà. Parliamo di un lavoro che deve essere un diritto, ma che deve essere un diritto che sia esercitabile da tutti. Parliamo anche di retribuzioni che devono essere il minimo indispensabile per poter vivere dignitosamente, cosa che non sta più avvenendo. Parliamo del diritto di avere una sanità pubblica, per cui se hai bisogno di un intervento perché stai male, o di una visita perché stai male, o di un'analisi di laboratorio perché stai poco bene, non devi aspettare mesi o anni, o devi cercare scorciatoie attraverso chi conosce chi, come purtroppo sempre di più avviene, o non devi andare a pagare i privati 2, 3, 400 euro se magari non li hai, no, è un servizio universale che deve funzionare. Allora, gli obiettivi 17 sulla sostenibilità sono questa cosa qui. I 17 obiettivi delle Nazioni Unite che definiscono il percorso verso il futuro sostenibile, lo sviluppo sostenibile, è l'insieme di tutte queste cose. Quindi il prossimo anno noi avremo amplieremo ancora di più lo spettro della nostra visione, no? Siamo partiti dall'ambiente in senso classico, l'abbiamo già aumentata questa analisi, questa consapevolezza maggiormente nel corso delle 34 puntate di quest'anno, e il prossimo anno lo faremo ulteriormente con persone che verranno dal mondo dello studio, della ricerca, dell'economia, dal mondo della lotta contro la povertà, contro la fame, dei professori universitari che anche a livello appunto universitario si occupano di sanità, di come migliorare la qualità e i servizi nei confronti delle persone. Quindi insomma allargheremo lo sguardo un po' che è la missione anche di Ecovisioni. Volevo chiudere soltanto ricordando questo, il titolo è "I problemi e le soluzioni del futuro", perché il mantra nostro è sempre stato quello, l'ha già ricordato tante volte e anche oggi, e cioè che noi raccontiamo quello che accade, ovviamente non negandolo, ma non negando nemmeno che esiste una soluzione, e ogni venerdì noi raccontiamo che esiste questo tipo di soluzione. Io volevo chiudere raccontando del fatto che noi abbiamo avuto, dicevo prima, la sostenibilità nello spazio, abbiamo avuto tante esperienze anche di imprenditori, ma non solo quello di cui ho detto, che ci hanno fatto capire come l'eccellenza dell'imprenditoria a nord-est è molto più avanti e sa già cosa deve fare, deve avere però un supporto. Deve avere un supporto, deve avere delle politiche pubbliche che funzionino e soprattutto che non cambino dalla sera alla mattina. È un'imprenditoria, un mondo dell'economia che deve essere coinvolto prima delle decisioni, non decisioni sulla loro testa. Quindi non subirle, esatto. Ma devono essere, se c'è stata una debolezza nel Green Deal è stata anche questa, quello a livello europeo, cioè di essere stato un progetto sulla carta straordinario e necessario, ma di non aver coinvolto sufficientemente tutti gli operatori economici e sociali, così come avrebbe dovuto compiere, così come avrebbe dovuto fare. E questo va recuperato. Naturalmente coloro che sono contro la transizione ecologica non sanno quello che dicono, utilizzano la paura sociale, come spesso accade soprattutto da chi strumentalizza le paure
non cercando le risposte rassicuranti, le soluzioni ai problemi, ma amplificando le paure, magari per accattare qualche voto in più alle prossime elezioni. La risposta a costoro deve essere una risposta ferma, serena, e raccontando che un mondo migliore è doveroso oltre che possibile, perché un mondo vocato alla guerra, al conflitto permanente, a investimenti plurimiliardari nella difesa pur necessari, ma che devono essere all'interno di un dialogo mondiale guidato dalla diplomazia e dalla ricerca della pace. Ebbene, queste sono le soluzioni che dobbiamo trovare, e trovare le soluzioni all'interno di questo mondo è quanto di più importante per tutti noi. Ho ancora un minuto e allora abbiamo parlato di imprenditori, il futuro significa ai giovani. Ai giovani cosa diciamo? Ma i giovani noi li abbiamo voluti qui in questa trasmissione fin dalla scorsa edizione e anche dalla precedente. Il prossimo anno verranno spesso con noi, quest'anno abbiamo coinvolto addirittura una scuola, siamo entrati in una classe, ci hanno presentato i loro progetti. I giovani sono una ricchezza straordinaria, la nostra è una società vecchia, questa è la verità. Non è solamente una società vecchia dal punto di vista demografico, ma è una società che espelle i giovani e magari anche quelli più formati. In questi anni sono usciti 300.000 giovani dal nostro paese, la qual cosa è positiva se vanno a formarsi, il problema è che non rientrano e contemporaneamente il nostro paese non è capace di richiamare i giovani dall'esterno per crescere. Ora, questo va assolutamente in controtendenza nei confronti di un modello invece di crescita anche per il paese. Valorizzare i giovani vuol dire fare il loro bene, ma in ultima analisi fare il bene di tutti noi. Grazie allora, grazie ad Andrea Ferrazzi per averci accompagnato in queste 34 puntate, in questo nuovo viaggio che si rinnova da ottobre, quindi a ottobre ripartiremo, intanto prendiamo quest'estate un po' per programmare, per riflettere. Grazie, intanto buone ferie, buone vacanze. A lei insomma. e a tutti i nostri telespettatori, a presto. Allora, adesso ci lasciamo come sempre al meteo, poi c'è musica e Borgo Italia, il film, e ora parliamo di Kevin di Lynn Ramsey con John C. Reilly e Tilda Swinton. Grazie per averci seguito, arrivederci.